Finalmente anche il genere comico si affaccia alla Biennale di Venezia. 18? E che numero è questo? Ma esiste questo numero? Esiste. Durante la 67esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è stato infatti presentato al Padiglione Veneto presso l'Hotel Excelsior il primo Festival Nazionale del Corto Comico, che si svolgerà a Caorle il 17 e 18 settembre. La conferenza stampa ha visto presenti tra i relatori il comico Franco Oppini e Angelo Tabaro, segretario regionale alla cultura. Al ristorante L'Anguilla Scotennata per chiedere aiuto a un loro vecchio compagno d'armi. Il mercato attuale, con la crisi sbandierato effettiva che c'è e con i fondi che quando c'è da tagliare fondi si tagliano sempre alla cultura, e quindi il mercato è molto, vi assicuro, io che sono dentro da tanti anni, il mercato è molto chiuso per i giovani. Occhio malocchio, prezzemolo finocchio. Cioè, se da una parte si chiude il mercato, stranamente la positività dell'essere umano e della tecnologia ti mette a disposizione dei mezzi per cui un giovane possa alzare la testa e buttare le proprie idee, perché in fondo la realizzazione tecnica, se è limitata, ma però se si basa su una grande idea, passa in secondo ordine la tecnica. Se l'idea è buona, un corto può andare a fare il giro del mondo. Un giovane